Quest'anno, dopo 3 anni di Covid, era una scommessa a riaprire, diciamo, il caseificio, però dal flusso di gente che c'è mi pare che la scommessa l'abbiamo vinta, perciò la gente è contenta. Noi facciamo pubblicità ai prodotti che facciamo nostri, perché noi abbiamo 60 soci, lavoriamo 1000 quintali al giorno e trasformiamo tutto. Oggi, in questo periodo di crisi energetica, sia di luce e gas, è una scommessa per il futuro fare latte e formaggi di qualità. I latte che ricevete da quale parte vengono? Il latte nostro che arriva in caseificio è Vicenza, soprattutto Padova e Verona. L'alimentazione per il grana padano è particolare. Noi siamo differenti, assomigliamo al parmigiano, però abbiamo la nostra peculiarità. Noi usiamo il silo mais, il parmigiano reggiano usa solo fieno. Noi abbiamo anche una fortuna, perché il silo mais abbatte i costi. Facciamo però un latte di qualità, non usiamo fasciati, non usiamo sottoprodotti, trebbie di birra, eccetera, insomma, però solo alimenti di alta qualità. Abbiamo anche un nostro mangimificio qua che forniamo il 70% di soci, perciò abbiamo la filiera, diremo, dall'alimentazione alla forma di grana che esce dopo 9 mesi. Allora noi abbiamo una quota forme di 60.000 forme da produrre, però visto che noi siamo un caseificio virtuoso, i nostri soci stanno mungendo oltre la quota. Quest'anno andiamo bene perché il latte spot, o il latte, diremo, da bere, come si dice, sta avendo un prezzo superiore ai dividendi di grana padano. Noi abbiamo in caseificio allo spaccio il 18 mesi, il 24 mesi e oltre 30 mesi. Abbiamo messo via per il centenario forme da 7 anni che hanno mantenuto la fragranza e la dolcezza dei 30 mesi in pratica, che altri formaggi non hanno. Per noi è una giornata importante, nel senso che è la giornata di caseificio aperto, quindi apriamo le nostre porte, le porte del nostro caseificio, della nostra azienda, a tutti coloro che vogliono venire qui e scoprire cosa facciamo qui in caseificio. È una cosa molto interessante da vedere, soprattutto perché la gente che vive qui si rende conto di come si produce il formaggio e di cosa sta alle spalle di quello che poi acquista il negozio, cioè del singolo pezzo di formaggio che acquista il negozio. Vengono qui e scoprono che lavoro c'è e la complessità di tutto quello che si fa qui.